Da quello che mi dicono i gestori parliamo di 10 o anche 20 centesimi al litro, dipende dalla compagnia petrolifera o se è una pompa bianca. Purtroppo questa è la situazione attuale, molto seria, perché purtroppo ieri hanno cominciato a bombardare anche le raffinerie da entrambe le parti, quindi non è più un problema di una nave che non passa, che comunque prima o dopo passa. Il problema è che manca il prodotto raffinato, difficilmente rimpiazzabile. Sono i distributori la vera cartina di tornasole di una crisi geopolitica tutta in divenire, e così già nelle prossime ore i prezzi solo al self-service potrebbero aumentare fino a 20 centesimi. Il salasso riguarda soprattutto il gasolio, con il governo che sta studiando una serie di interventi, misure che, avverte Parin, potrebbero rivelarsi meri pannicelli caldi, mentre dagli artigiani parte un appello a fare presto. La sterilizzazione dell'IVA, quindi riversare sulle accise il maggior guadagno di IVA. Se mi baso su quelli degli aumenti recenti, parliamo di un 10 centesimi al litro in meno di accise. Non è molta cosa, a meno che il governo non faccia come quando c'è stata l'invasione, il Covid più la Russia, che ci mette 30 centesimi al litro di accise. Beh, allora lì la cosa si fa consistente. Io credo che non ci sia neanche più il tempo di pensarci sopra, sostanzialmente. Poi non sono un economista e quindi non so il governo fin dove si può spingere, però voglio dire, quella volta, quella misura là, i frutti, qualche frutto l'ha dato. Bisognerebbe pensarci seriamente, in tempi brevi assolutamente, perché vedremo domani, avremo già delle brutte sorprese per quanto riguarda il costo delle materie prime. Il settore dell'autotrasporto e della logistica, quello più esposto, ma il problema è chiaramente trasversale e si allunga su intere filiere. Chi pagherà il prezzo? Tutti quelli che si vedono aumentare i listini di qualsiasi cosa, e anche in questo caso i più colpiti, gli autotrasportatori, che dovranno fare i salti mortali per far quadrare i conti. Conti che rischiano quindi di esplodere, così come la speculazione. Sicuramente è cominciata una corsa ad approvvigionarsi di prodotto, soprattutto a gasolio per l'economia, quindi è ovvio che a livello internazionale i prezzi schizzano. I speculatori in questo caso, ma parliamo di speculatori di persone che muovono le navi, non quelli che muovono la pompa di benzina o un'autobotte, perché questa non è speculazione, ci sguazzano sicuramente dentro. È che è evidente che c'è anche una situazione di speculazione che fa abbastanza schifo sostanzialmente.